Buongiorno Renzo, buongiorno professor ai Maggi, nostri buongiorno ospiti. professor Luca, come sta? Luca, Carletto. Tutto a posto? Benissimo. Abbiamo con noi il grande Carletto, mitico fotografo multidisciplinare. Allora, l'abbiamo detto la volta scorsa, se tutte le fotografie che vedete sulla voce, Carlo, l'uomo, deve essere come Flash, sai che Flash si sposta in 2 secondi. Io so una sei cosa uguale. però, che Carletto ha un'aspirazione, che è quello di poter fare il fotografo al settimanale o il mensile Le Ore, ma non è riuscito ad essere assunto. Per quello si è abbonato. Per quello si è abbonato alle ore. Carletto è... Tanto è cominciato con... Noi pensiamo che Carletto sia un S.F. Voi vi domanderete, cosa vuol dire? Super figo. Carletto è veramente il sorridente, sempre gioviale, e pieno di iniziative e purtroppo sempre... Ecco, tu sì Carlo, che insegui le notizie. Sì. Costretto a inseguire. Poi dietro le quinte ci ha raccontato un po' di cose che non possiamo raccontare. Però facciamo un pochino un riassunto. Facciamo un po' di cose. Ci diceva, poi l'abbiamo detto tutti, che c'è un po' di malessere nelle varie giunte del Polesine, Portoviro, Rovigo, Adria stessa, poi dopo tu magari ne sai un po' di più sull'Alto Polesine. Sì. Sono tranquilli? No, no, neanche lì. Se andiamo a domandare al comune di Badia, il problema è adesso lo dico in inglese, competition. La competizione all'interno della stessa maggioranza Ma perché c'è questa litigiosità? È frutto del fatto che pur di vincere si fa sempre un potpourri? No, perché... quello molto spesso c'è però, senza dubbio. No, ma non è frutto di questo, perché anche nella primissima antica repubblica, ovviamente erano più partiti, stavano insieme, gli uni stavano insieme perché erano la maggioranza, gli altri erano l'opposizione, ma quanti dell'opposizione si mettevano d'accordo con quelli della maggioranza? È un problema umano e riguarda molto la guida dell'amministrazione. Tu dici il manico, il sindaco in questo caso? Il manico in questo caso, è indispensabile. Certo, se c'è il manico non cade l'amministrazione. Sì, ma essere che ci sono per esempio a Portoviro, ricordiamo che un consigliere si è tirato via, ha creato un po' di scompiglio, è determinato dal fatto che la Valeria Mantovano non c'è più. Molto, perché la Valeria era diventata sindaco giovane e anche sull'onda di una notevole volontà di miglioramento della città. Lo ha fatto anche bene, il sindaco è molto riconosciuto, al di là dei successi sui social c'erano i convegni, gli incontri, le cose che faceva erano piene di consenso. Il risultato elettorale lusinghiero, poi diventa consigliere, diventa assessore regionale, ha un'affermazione notevole alle elezioni europee, non viene eletta per poco, però considerando che siamo la piccola provincia di Rovigo nel contesto elettorale del collegio delle europee, che contiene, lo ricordo, Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, quindi un collegio che da solo è uno Stato, e la sua grande affermazione ha determinato i prodromi. Pensi che parole difficili che uso? Sì, che dopo mi spiegherai cosa vuol dire, che non so. Prodromi lo dica viene prima. Vabbè. Prodromi, aggiungo alla mia proverbiale ignoranza un'altra parola. Ma no, quindi un po' meno. Prodromi vuol dire che viene prima. Però lei ha avuto grande successo alle elezioni europee di preferenza, e questo è stato il prodromico effetto di diventare assessore regionale, venendo via dal piccolo comune di Portoviro, e questi qua i Sacatà si sono un po' quindi persi. Questi sono i naturali assestamenti. Allora, facendo un'altra analisi di un fatto di questi giorni, praticamente un assessore che viene sfiduciato da parte del sindaco Rovigo. Sì, l'assessore Maniezzo. Sì. Era stato determinato da un eccesso di protagonismo di qualche assessore, tipo di questo assessore in particolare, e quindi
allora, torniamo sempre a uno dei problemi fondamentali che sono i social. Cioè, diciamo sempre i social sono il male di ogni cosa. Cioè, certo. il fatto di voler apparire a tutti i costi, di arrivare primo alla notizia, che sappiamo un pochino, non vogliamo spiegarlo perché c'è un po' di indagini in corso. Sì, non è il caso. Però sicuramente c'è stato un eccesso di protagonismo da parte dell'assessore, o sbaglio? No, non sbagli, però diciamo che... Non possiamo dirlo, vabbè. No, possiamo dire tante cose. Però, vede, professor Maggi, il cuore del problema è che si è trattato di occuparsi di competenze che non erano comunali. E questo può essere determinato dal fatto che la voglia di apparire. A volte determina brutti scherzi, che è sempre comunque, sai, in ogni... Sì, diciamo che in questo caso è stata proprio, non so se a lei è mai capitato, ma la chiamano buccia di banana. A me è capitato di scivolare e finire anche con il fondo schiena per terra, con un po' d'acqua, e scivoli e ti trovi con il culo per terra, chiedo scusa. Puoi farti male. Te fa anche male. Ma non lo hai previsto, non lo hai manco voluto. Questo è un... Stavo dicendo però è capitato. Una cosa che adesso ti offendo, perché sto dicendo, ai tuoi tempi. No, cioè che ai miei tempi. Ai tuoi tempi. Allora, professor Maggi, le rispondo, i miei tempi sono questi. Va bene, ai tuoi tempi della Prima Repubblica, va bene? Ai tempi della Prima Repubblica. Ai tempi della Prima Repubblica. Dove tu c'eri, eri già certo, ero assessore. No, anziano no, ero assessore comunale. No. Sarebbe bello però. Succedeva lo stesso? Cioè, no, succedevano. No, ma nel senso che questo imporsi assolutissimamente. Sì. Solo che c'era più. La Prima Repubblica dava una maggiore preparazione a chi faceva politica. Cioè uno che diventava assessore, prima che aveva un cursus honorum, che era molto selettivo, molto selettivo, non si arrivava quasi mai in una giunta comunale impreparata. Adesso bastano 1000 like. Adesso semmai che vuoi 1000 preferenze, il like è troppo poco. Però il like aiuta. Tutto aiuta, però il like non ti dà preferenze. Solo che adesso è con la etereità, perché sono eteri molto questa la so cosa impalpabili, vuol dire impalpabili. Etereo vuol dire fatto di poca sostanza, e quindi te arrivi senza avere una solida preparazione che ti consente di capire questo lo posso fare, questo non lo posso fare, e se non lo posso fare non lo faccio. Ma il maggior problema è l'esperienza. L'esperienza non si compra, non si vende, non si acquista, la si vive sul campo. Tu Carlo, quanti ne vedi di queste cose? Visto che i 20 anni che faccio questo mestiere ne ho viste parecchie. Ha ragione lui, nel senso che c'è questa più voglia di apparire, di essere... Ma io non so quanto, sì, in questo caso non saprei, possiamo anche dire di sì, non saprei dire... Ma sgomitano per essere fotografati da te? O ancora no? No, loro fanno le loro cose normali, noi facciamo le nostre. Professor Maggi, lei è... provocatore. Lei è veramente provocatore. Ma le darei il premio per la miglior domanda dorotea. Perché lei chiede a un valente, appunto, detto che qualcosa me ne intende. Lei chiede a un valente fotografo che vive anche del gossip, delle notizie, sì. Ma secondo te vengono, fa di tutto per farsi fotografare, non come in un matrimonio o come secondo me loro fanno le loro cose. Le notizie, quindi le notizie devono... Anche perché ormai, anche se non ci siamo noi, ci c'è sono altri telefonini, quindi arriveremo a fra un po' che i politici buttano dietro il bouquet. Dipende dall'occasione. Posso dirle una cosa? Secondo me, in una certa occasione, il protagonista di te dice al fotografo: se lei chi prende il bouquet avrà un servizio domani in prima pagina, quanti come gli corre, quanti scopa per ciaparlo. Abbiamo usato una battuta
Basso Polesana, Iscopa, cioè si uccidono, ma per spiegare a chi ci guarda. Posso fare l'ultima battuta polesana? Lei è Basso Polesana, lei è padrone di tutti. Te l'ho detto prima, mi fa troppo ridere. Lei è padrone perché di tutti. Perché non so se tu sai come si chiamano le dita del piede. Aluce, dopo c'è un'altra Vinolo, Vinillo e cose così. Ma noi si dice Tlon, Deo e Dlina. Volevo dirlo. Leo e Dlina. E con queste pillole di saggezza polesana. Alla vostra. Grazie ai nostri ospiti, grazie Luca e grazie Carlo di questa straordinaria partecipazione. Alla vostra.